In Veneto, diversamente dalla Lombardia, non si è lavorato bene rispetto alle procedure, perché se noi siamo indietro come il cucco vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa. Flavio Tosi lancia la sua offensiva contro i mega ritardi delle opere olimpiche dal quartier generale di Forza Italia a Padova e il rischio di fare la figuraccia evocata dagli ambientalisti che dalle parole degli ultimi mesi sono passati ai fatti e dietro l'angolo, perché i tempi per chiudere le opere necessarie allo svolgimento perlomeno delle gare sono risigatissimi. Che arrivare all'ultimo momento a fare una pista rimaneggiata a risparmio perché non sei stato in grado di fare le procedure nei tempi previsti, insomma non è una bella figura. L'altro aspetto è il dopo, bisogna pensare al dopo della pista, ragionare su Cordina con la certezza di un utilizzo intensivo e intenso anche dopo, perché altrimenti si prendono 120 milioni e si buttano dalla finestra. Dobbiamo fare strade, ponti, collegamenti, tangenziali, tutto quello che serve ai comuni, e quindi i soldi vanno spesi bene. Poco meno di 120 milioni di euro, tanto costerà alla fine la nuova pista a Ronco di Cortina, che nascerà sulle ceneri della storica Monti, il cui smantellamento è finito nel mirino della Procura di Belluno. Lunedì prossimo a Cortina dovrebbero partire i lavori della Pizzarotti. Ambientalisti e collettivi hanno annunciato proteste clamorose e sulla prima di sabato scorso a Venezia, oggi Zaia, più che sul dissenso, si è concentrato sul danno causato dal deturpamento del manifesto delle Olimpiadi. Io non faccio polemica, penso che la protesta sia sale della democrazia, ci mancherebbe, anzi direi la sublimazione della democrazia, però è pur vero che deve essere fatta rispettando una regola, la tua libertà finisce dove inizia la mia, sarà anche una roba da poco come ho letto, ha detto qualcuno, ma comunque qualcuno dovrà essere pagato per andare poi a modificare un tabellone e qui delle spese ci sono. Quanto allo slogan che ha accostato il presidente Zaia alla tempesta Vaia. Vaia è stata un'autentica tragedia, aver avuto la fortuna di avere uno che ci ha creduto nelle trattative, aver portato a casa le risorse, oggi si può tranquillamente andare a vedere i cantieri, infatti non mi risulta che ci siano polemiche da parte dei cittadini. Da Palazzo Balbi 2 novità fresche di giornata. La prima, la Giunta stamattina ha indicato il proprio componente nella nuova governance di Simico e sarà la direttrice generale di CAV, Maria Rosaria Campitelli, a rappresentare il Veneto. La seconda, dal 20 al 22 febbraio la Commissione Olimpica del CIO sarà in Veneto per una serie di sopralluoghi tecnici sulle sedi di gara. Gli esiti saranno inviati a Losanna e forse a qualcuno cominciano a tremare le vene e i polsi.